Ben ritrovate cattoliche dintorni. UCAT si è aggiudicata il primo premio come miglior web TV universitaria per aver saputo veicolare cultura e formazione con uno stile giovane e non convenzionale. Ma andiamo insieme a conoscere come nascono i servizi per UCAT. La migliore fra le 130 web TV partecipanti al concorso nazionale Teletopi, promosso da Altra TV a Bologna lo scorso 1 dicembre. La giuria, presieduta da Carmen La Sorella, ha premiato UCAT per aver saputo veicolare cultura e formazione, uscendo anche fuori dal contesto universitario e utilizzando uno stile giovane e non convenzionale. Questo è il commento del direttore di sede, dottor Luigi Morgano. Abbiamo avuto l'opportunità, dopo il secondo posto dell'anno scorso, quest'anno di avere l'assegnazione del primo posto e non v'è dubbio che, tenuto conto anche dei mezzi a disposizione, ma questi mezzi sono nettamente compensati dalle risorse umane altamente professionali e capaci, si è dimostrato che in questo caso anche una realtà come la nostra è in grado di primeggiare a livello nazionale. UCAT debutta a settembre del 2009. Da allora gli studenti e gli eventi ospitati nell'Ateneo sono sempre stati i protagonisti dei video caricati sul sito della Web TV. UCAT racconta la vita dell'università. I riflettori sono sempre puntati su qualsiasi incontro, conferenze organizzate dai professori, dove personalità di spicco come Don Luigi Ciotti, Loris Mazzetti, Lorella Cuccarini e molti altri incontrano gli studenti. La Web TV non si limitano però solo agli eventi istituzionali. UCAT è sempre in prima linea per raccontare le esperienze all'estero svolte dagli studenti. La Web TV costituisce un'occasione formativa per coloro che desiderano raccontarsi e partecipare all'iniziativa. All'interno del palinsesto occupa un ruolo importante anche la rubrica Libri in pillole, che presenta le ultime uscite editoriali sempre in modo originale e divertente. Dai 4.000 ai 7.000 visitatori mensili guardano i video di UCAT, ma la Web TV vuole crescere e migliorare sempre più. E ora vi proponiamo un'intervista alla scrittrice tedesca Claudia Rouge che ci racconta la sua infanzia all'ombra del muro. Claudia Rouge, autrice del libro La Stasi dietro il lavello, come nasce l'idea di scrivere questo libro? Perché io volevo scrivere, allora ho cominciato con le storie autobiografiche della mia vita e così ho fatto questo libro. Era il mio primo passo nel mondo letterario e per questo è un libro molto prezioso per me, ma il primo libro è... Io guardo più nel futuro che nel passato, allora il prossimo libro è sempre più vicino. Non sarebbe strano se capitasse a noi. In questo libro lei racconta gli ultimi anni della Germania dell'Est. Che cosa ha significato per lei la libertà durante la DDR? Da quanto tempo abbiamo? Non si può rispondere in una minuta una domanda così complicata. Per me la libertà era soprattutto, di un parte era la libertà veramente fisica, vuol dire che io ho la possibilità di viaggiare e di andare
dove voglio andare, ma molto più importante per me era la libertà nella testa, allora di avere la possibilità di leggere tutto che voglio leggere, di dire tutto che voglio dire e di pensare le cose che voglio pensare e di avere la possibilità di discutere su di questo con i miei vicini, con gli amici, con la famiglia, anche il pubblico. E allora questa libertà era per me molto più importante che la libertà di muovere. Di non ritrovarci mai. Io non so che cosa significa la libertà per gli studenti di Brescia, ma potrebbe raccomandare che devono veramente usare questa libertà per leggere, per viaggiare e per essere felici di non avere i problemi che la maggioranza della gente ha nel mondo, sempre. Ti gira la testa, non sarebbe bello non farci più del male e non sarebbe eroico non essere degli eroi. E ora vi proponiamo la rubrica Libri in pillole, che questa settimana è dedicata all'Oriente. E il primo libro di cui parliamo è Turandot, una fiaba teatrale in 5 atti scritta da Carlo Gozzi nel 1762 e che è diventata la famosa opera lirica di Giacomo Puccini. Il protagonista si chiama Calaf ed è il principe di Astrakhan, in Russia, che verrà cacciato dalla sua città e si rifugierà a Pechino. A Pechino incontrerà Barak, il suo tutore, a cui racconterà le avventure e le disavventure per arrivare nella città cinese. Barak a sua volta gli racconterà la storia di Turandot, la figlia del Gran Khan Altum che non vuole sposarsi e quindi ha chiesto a tutti i suoi corteggiatori di risolvere 3 enigmi creati apposta per loro da 8 saggi per sposarla. Chi risolverà gli enigmi riuscirà a sposare Turandot, ma chi non ci riuscirà verrà ucciso, decapitato e la sua testa verrà esposta sulle mura della città. Peccato che finora nessuno sia stato capace di risolvere gli enigmi. Calaf, appena vede il volto della principessa in un quadro, si innamora perdutamente e decide anche lui di sottoporsi a 3 enigmi. Ce la farà? Questo è Turandot di Carlo Gozzi. Il prossimo libro di cui parliamo è un capolavoro. Le sue pagine contengono una melodia, il libro è dolce e commovente e le poesie al suo interno sono delicate e incantevoli, come la neve che ricopre una città. Il protagonista si chiama Yuko Akita, è un giapponese, ama la poesia e la neve. Compone le haiku, un genere letterario giapponese, una brevissima poesia di 3 versi e 17 sillabe. Poche parole, quelle necessarie per farsi sbalordire dal mondo. Il suo destino si incrocerà presto con Soseki, un pittore divenuto cieco, una ragazza bellissima di nome Neve. Questo è Neve di Maxime Fermin. Water, il coraggio di amare è un film canadese del 2005 diretto da Deepa Mehta. Acqua di Babsi Sidhua è invece il libro basato su questo film. Una cosa curiosa, dato che di solito sono i libri che vengono poi trasposti in film, ma è molto raro il contrario. L'autrice è pure stata molto abile in queste pagine e riesce a riportare il fascino mostrato dal film. Questa volta ci troviamo in India, siamo nel 1938 e la protagonista si chiama Chuya, una bambina che verrà sposata a Hira Lal, un uomo di 44 rimasto vedovo, amico della famiglia. Ma ben presto l'uomo morirà, lasciando a sua volta la bambina vedova, che sarà costretta ad andare a vivere in una casa ritrovo per vedove indù. Tra le mura triste e squalide di quel posto riuscirà a portare allegria e una ventata di freschezza. Questa è Acqua di Babsi Sidhua.
Anche per questa puntata è tutto, noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana, come sempre il venerdì alle 20:45 su Teletutto, e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Grazie per essere stati con noi.